Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Tutto il Friuli Venezia Giulia da lunedì sarà in zona arancione. Ad annunciarlo il presidente della regione Massimiliano Fedriga dopo essere stato informato dal ministro della salute Roberto Speranza. L'ingresso in zona arancione dall'8 marzo è riconducibile non tanto all'indice RT quanto al repentino e vistoso aumento dei contagi nel nostro territorio regionale che ci colloca ad alto rischio, ha detto Fedriga. Ancora domani e domenica le sole aree della ex provincia di Trieste e Pordenone resteranno gialle. Da lunedì tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia sarà invece arancione, con didattica a distanza per le scuole medie, superiori e università confermate. Ancora in crescita i contagi. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.896 tamponi molecolari effettuati sono stati 575 i nuovi contagi rilevati, con una percentuale di positività dell'8,34%. Sono inoltre 3.234 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 248 casi, 7,67% di positività. I decessi registrati sono 12, i ricoveri nelle terapie intensive sono 64, mentre quelli in altri reparti risultano essere 396, numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E mentre la campagna vaccinale procede seppur a rilento, nello stabilimento di San Vito al Tagliamento della Bormioli Pharma, azienda che si occupa dei contenitori in vetro ai fini farmaceutici, sono pronte le fiale per un eventuale vaccino anti-Covid italiano. Vediamo. Nella possibile catena di produzione di un vaccino anti-Covid italiano alza la mano anche San Vito al Tagliamento, dove lo stabilimento della Bormioli Pharma, azienda emiliana con 1400 dipendenti e diverse sedi in Italia e in Europa, produce le fiale di vetro che potrebbero contenere le dosi. Siamo pienamente disponibili e pronti per supportare qualsiasi azienda che si voglia impegnare in Italia, ma non solo, anche in Europa, per la produzione del vaccino. La nostra capacità produttiva per i contenitori sono di circa 150 milioni, suddivisi in vetro tubolare, in vetro in borosilicato tubolare e in vetro in borosilicato da stampo. Bormioli Pharma metterebbe a disposizione anche l'esperienza acquisita con il proprio impegno sul fronte dei vaccini Pfizer e Sputnik. Abbiamo la possibilità di fornire anche le chiusure in gomma, che già forniamo per il vaccino Sputnik, e che produciamo presso lo stabilimento di Vasto, frutto di una recente acquisizione. Ancora sul fronte Covid, più controlli nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti e l'invito alle amministrazioni comunali a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di rispettare le regole per limitare i contagi. E questo quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Pordenone, Domenico Lione, a cui hanno partecipato, oltre al questore, al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e al comandante della Guardia di Finanza, i sindaci dei comuni di Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Maniago e Aviano. Passiamo alla cronaca. 5 stranieri senza permesso di soggiorno sono stati rintracciati a Prata dai carabinieri. 4 pakistani e un afghano sono stati rintracciati in via Oderzo a Prata dai carabinieri della locale stazione. Il fatto è accaduto nella mattinata di giovedì, quando i 5 sono stati avvistati, fermati e identificati. Si tratta di giovani tra i 16 e i 28 anni, tutti senza documenti di soggiorno. Il gruppetto ha riferito ai militari di essere partito lo scorso febbraio dai paesi di origine per giungere in Romania e da lì, approfittando di un autotreno, arrivare in Italia, all'insaputa però dell'autotrasportatore che, una volta che li ha visti, ha allertato le forze dell'ordine. Tutti sono stati deferiti in stato di libertà per le violazioni delle norme sull'immigrazione e visitati sul posto dal personale medico. I 3 maggiorenni sono stati affidati alla cooperativa Sviluppo e Lavoro di Alpago e dislocati nella struttura di accoglienza di Sequals, mentre i 2 minorenni sono stati presi in carico dalla cooperativa Impresa Rete di Montereale Valcellina. Un analogo rintraccio a Pasiano si era verificato lo scorso 25 febbraio. Allora furono identificati 6 afghani. Ci spostiamo a Pordenone, dove il comune ha deciso di potenziare le pattuglie e i controlli in piazza Risorgimento. Sindaco, controllo rafforzato per piazza Risorgimento. A dire il vero, il controllo su questa piazza non è mai venuto meno, tant'è vero che anche nel recente passato
per non parlare degli anni scorsi, siamo intervenuti anche con mano pesante, sia dal punto di vista sanzionatorio, anche con misure più incisive che hanno portato anche alla chiusura di alcune attività di chi si comportava male, di chi non gode bene della possibilità di avere questa piazza, che è una piazza molto bella. Dall'altro lato dobbiamo essere attenti a quelle che sono le richieste dei residenti, che in questo momento, a causa anche di alcuni episodi poco edificanti capitati nelle ultime settimane, chiedono maggior controllo per loro, maggior controllo per i commercianti e soprattutto maggior controllo per consentire, ripeto, di godere di questa piazza. Quando ci siamo insediati come amministrazione abbiamo sempre cercato di monitorare il territorio e intervenire a seconda delle esigenze ove necessario. In questo momento Piazza Risorgimento è una delle piazze più frequentate, quindi in questo modo cerchiamo di monitorare, garantendo a chi vuole vivere la città in sicurezza e in tranquillità di poterlo fare, e magari con un occhio in più anche cercare di tranquillizzare chi della piazza vuole fare altro. Comandante, le modalità operative di questo presidio qui in Piazza Risorgimento? Sì, Piccolo in Presidio è un potenziamento dei controlli che questa piazza ha cercato di avere. L'amministrazione comunale si sta sforzando in questo senso e noi ovviamente, facendone parte, diamo un contributo. Più che presidio sono dei controlli che dalle 5 di pomeriggio fino alle 20, al netto ovviamente degli interventi che vengono richiesti dalla viabilità ordinaria, dalle antinfortunistica con le pattuglie, cercheremo di adottare per un buon periodo di primavera su Piazza Risorgimento per dare delle risposte che i cittadini si attendono. Avremo un paio di pattuglie, 2 pattuglie 7 giorni su 7 e ovviamente cercando anche di capire e modulare l'intervento in base all'andamento della pandemia. Tutto questo sarà possibile grazie anche alle risorse che riusciamo a mettere in campo. Voltiamo pagina, quest'anno la cantina di Rauscedo festeggia i 70 anni, pronto un logo speciale per l'anniversario. Un logo speciale per celebrare i 70 anni della cantina Rauscedo. Il simbolo di 70 anni di vini, come recita il claim, è stato presentato in videoconferenza dal presidente della cantina Antonio Zuliani, affiancato dai vice Michele D'Andrea e Fabio D'Andrea. Gli eventi celebrativi sono stati tutti posticipati in autunno a causa dell'arrivo delle nuove zone arancioni per prevenire il contagio da Covid-19. Il momento più importante si terrà il 4 agosto, data in cui ricorrono i 70 anni esatti della sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte di 130 coraggiosi soci che ne diedero vita nel lontano 4 agosto del 1951. Per l'azienda è una svolta che cerca di interpretare la ripresa e la fiducia dei soci e anche dei clienti. Siamo riusciti a mantenere la cantina friulana al 100% e questo penso sia una soddisfazione non da poco. È un messaggio che abbiamo cercato fin dal primo momento di dare a tutti i soci e al territorio per incutere quella fiducia che è necessaria anche per traguardare e guardare nel futuro. E domani a San Martino al Tagliamento alle 10 in zona industriale in via San Giacomo si terrà l'inaugurazione della neonata società Consilia alla presenza dei soci Matteo Vallavanti, Dario Franceschina, Valentina Pastorelli e Luca Sabino. Saranno presenti il sindaco Francesco Del Bianco, il parroco e il consigliere regionale Tiziano Centis, una nuova realtà che ha scelto di ancorarsi in un piccolo comune per sviluppare un'attività di servizi di consulenza sulla salute e sui luoghi di lavoro. Parliamo di cultura. Oggi Pierpaolo Pasolini, nato il 5 marzo 1922, avrebbe compiuto 99 anni. Casarsa e il Friuli guardano già alle celebrazioni per il centenario, quando il distretto culturale pasoliniano potrebbe diventare realtà. 99 anni, tanti ne avrebbe compiuti oggi Pierpaolo Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo 1922, ma è a Casarsa, il paese della madre Susanna Colussi, che Pasolini si è formato artisticamente, scrivendo le prime liriche in friulano, gli esordi teatrali, il romanzo Il sogno di una cosa, prima di scappare a Roma, la città eterna, dove sarebbe diventato uno dei più importanti uomini di cultura, trovando però la morte il 2 novembre 1975, assassinato sul Lido di Ostia. Ma con oggi scatta anche il countdown verso il centenario, che Casarsa vuole celebrare in grande stile. Pierpaolo Pasolini è una persona da ricordare, da valorizzare sempre, innanzitutto per quello che ha dato a noi come Casarsa e come casarsesi. Quindi siamo impegnati in questo progetto che si va ora delineando con collaborazioni a tutto tondo tra gli enti locali della nostra regione, con la regione, ma anche con la realtà fuori da noi, cioè con i comuni che hanno visto Pasolini nascere, crescere, sviluppare la propria arte.
Quindi un progetto senz'altro complesso che ancora una volta andrà a valorizzare la grande, immensa figura di Pierpaolo Pasolini e andrà a insegnare a tutti noi qualcosa di nuovo. Per le celebrazioni è stato sottoscritto anche un accordo tra il Centro Studi Pasolini e la Fondazione Pordenone Legge e nell'occasione anche il distretto culturale pasoliniano, di cui si parla da tempo, potrebbe diventare realtà. Va pensato, va ideato, da parte dell'assessore regionale c'è sensibilità verso questo tema e ne siamo ben felici. Speriamo che il centenario possa concretizzarsi anche in questo passo importante. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo la netta sconfitta contro il Chievo Verona, il Pordenone domani alle 18 in trasferta cerca il riscatto contro il Monza di Berlusconi. Sarà anche sfida all'ex Davide Diogo. Sentiamo le parole di mister Tessè alla vigilia. I valori sono importantissimi nel Monza, lo sappiamo tutti. Però noi dobbiamo guardare in casa nostra, prepararci bene, arrivarci mentalmente nella maniera giusta, senza paure, senza timori reverenziali, perché altrimenti diventa tutto più complicato. Veniamo da un momento non brillantissimo, ma dobbiamo saper reagire. Ma ti dico, il Chievo è un po' un'ingiustizia secondo me quella sconfitta così, però se non è stata sufficiente la prestazione dobbiamo alzare ancora il livello di concentrazione e di determinazione, cattiveria calcistica come la chiamo io. Dobbiamo essere squadra, più che mai squadra nella mentalità, squadra nel carattere, squadra nel modo in cui teniamo il campo. Dobbiamo essere concentrati veramente al massimo e commettere meno errori possibili, perché questo è quello che dobbiamo fare. La consapevolezza che gli errori ci sono, dobbiamo essere sempre pronti a rimediare uno per l'altro, però dobbiamo giocare con coraggio, con personalità, non dobbiamo stare lì solo a subire il Monza. È tutto per questa sera. Dopo di noi su Telefriuli ritorna il programma di intrattenimento 10, 100, 1000. L'edizione del telegiornale di Pordenone torna invece lunedì alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.